I consiglieri regionali del Partito Democratico del Veneto hanno presentato una mozione dedicata al settore agricolo, composta da 19 azioni mirate, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e la dignità del comparto agricolo nel territorio. La mozione, promossa dalla consigliera Francesca Zottis, firmata anche dai colleghi Montanariello, Camani, Luisetto, Bigonne e Zanoni, propone diverse iniziative, tra cui il finanziamento della legge regionale 16 del 2009 per favorire l'accesso al credito, l'aumento dei sostegni per i giovani agricoltori, l'incremento dei fondi per gli indennizi ai pescatori danneggiati da specie invasive come il granchio blu e la nomina di un commissario ad hoc per gestire lo stato di calamità richiesto dal territorio, oltre ad altre proposte che vedono un piano straordinario per il rilancio dei settori agricoli colpiti da eventi climatici estremi, l'adozione delle migliori tecnologie digitali per la gestione aziendale